Un cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, un'altra edizione del nostro audio video giornale, chiaramente il promo, siamo qui nella sede del Friuli occidentale di friulitv.net, non resta che dire, ora mi metto, come potete vedere, le cuffie, mettiamo le cuffie, lanciamo i nostri amici silenziosi e cominciamo con l'audio video giornale del pomeriggio. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ed eccoci qua dunque con il nostro audio video giornale, le notizie del pomeriggio per quanto riguarda la cronaca in Friuli Venezia Giulia. E apriamo subito con un'ultimissima per dire che perquisizioni legate al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di alcuni edifici sono state effettuate da parte dei carabinieri con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e degli agenti della polizia locale nella mattinata odierna nella zona tra via Muzzana e via Pozzuolo a Udine, angolo 3 di via Novembre, tanto per essere precisi. Al momento di andare in onda con questo notiziario, le perquisizioni, secondo quanto si è appreso, avrebbero dato comunque tutte esito negativo. E adesso cambiamo argomento e ci spostiamo in provincia di Pordenone. Gli agenti della polizia hanno stentato a credere che un'anziana signora vagasse in stato confusionale lungo la A28 all'altezza di Azzano X. Alla pattuglia, immediatamente allertata, si è presentata una situazione drammatica e surreale. Una persona appiedata con valigia, trolley e borsetta a tracolla stava camminando con difficoltà lungo la corsia di emergenza. Prontamente gli agenti hanno fermato il veicolo e si sono avvicinati all'anziana cercando di portarla in sicurezza in una vicina piazzola di sosta per poi verificarne lo stato di salute. La donna versava in uno stato confusionale, quasi alienata, completamente disorientata, una condizione di estremo pericolo che poteva assumere risvolti tragici. Secondo quanto poi si è appreso, la stessa avrebbe riferito agli agenti che si stava recando a Lignano Sabbiadoro, dove in questi giorni si trova la figlia. La signora comunque veniva ricoverata presso il nosocomio in riva al Noncello per gli accertamenti di rito, al termine dei quali riveniva poi chiaramente consegnata ai familiari che nel frattempo erano stati allertati, in particolare il figlio, per una lieta conclusione di questo particolare episodio. Restiamo in tema di polizia giudiziaria. Nell'ambito dei dispositivi di vigilanza e controlli del territorio effettuati dalla questura di Pordenone, nella giornata di ieri un equipaggio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Squadra Volante procedeva nel centro cittadino di Pordenone al controllo di 3 giovani, uno dei quali risultava essere un 31enne pakistano, già noto agli operatori di polizia. A carico dello stesso venivano riscontrate 2 condanne definitive, una emessa dalla Corte d'Appello di Trieste in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a 3 anni e 8 mesi di reclusione, nonché una precedente condanna per rapina e lesioni emessa dal GIP del Tribunale di Verona nel settembre 2017. Notificato il provvedimento di espulsione su disposizione del questore della provincia di Pordenone, Marco Dorisio, lo stesso veniva collocato presso il CPR di Gradisca di Sonzo,
dove è stato consegnato nella tarda serata di ieri dagli agenti della questura di Pordenone e dove si trova tuttora chiaramente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Attenzione per quanto riguarda il meteo, ci sono cambiamenti in corso, infatti dalle 15 tra poco fino alle prime ore di domani scatta l'allerta gialla in Friuli, Venezia, Giulia. Vedete le zone in giallo dove sono previsti probabili acquazzoni, anche le cosiddette bombe d'acqua, perché la protezione civile dice di stare attenti per temporali anche di forte intensità con colpi di vento, dunque fare massima attenzione. Noi lasciamo un attimo questa allerta meteo, ripetiamo, che scatterà dalle 15 fino a mezzanotte sul Friuli Venezia Giulia, esclusa l'area di Trieste dove non si prevedono temporali, insomma si prevede una leggera pioggia ma non cose esagerate. Chiaramente la zona gialla invece stare attenti nella zona montana, pedemontana e collinare e anche sulla costa, perché si potrebbero verificare brevi ma forti rovesci con probabile anche presenza, come si dice in questi casi, di vento forte all'improvviso. Dunque massima attenzione. E adesso parliamo dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, perché oggi c'è stata l'assemblea in quel di Codroipo. A momenti dovremmo avere, vediamo, la telefoto. Intanto noi continuiamo con la notizia, eccola qua. Vediamo subito la telefoto, eccola qua. L'onda d'urto c'è stata, eppure pesante, ma rispetto ad altri settori, quello dell'allevamento in Friuli Venezia Giulia al Covid ha resistito. Non siamo ancora riusciti a superare definitivamente gli effetti della pandemia, che naturalmente ci sono stati, ma tutto sommato non hanno inciso pesantemente dal punto di vista dell'andamento economico-finanziario. Lo ha detto stamattina il presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, Renzo Rivoni, aprendo l'assemblea dei soci che si è svolta a Codroipo e che ha approvato i conti dell'anno passato e il bilancio di previsione 2021. Nonostante la tenuta complessiva, non sono mancati i problemi. In alcuni periodi dell'anno scorso, specie durante l'estate, il settore ha pagato gli effetti delle speculazioni sui beni agroalimentari che hanno generato riflessi negativi anche a monte. A farne le spese è stata ancora una volta soprattutto la zootecnia da latte. E adesso, prima di concludere, vi segnaliamo questo bel evento che si svolgerà sabato prossimo, 26 giugno, nello splendido borgo di Giassico, in comune di Cormons, dove una volta scorreva, oggi scorre chiaramente da secoli il fiume Iudrio, però una volta c'era il famoso confine che prima divideva in un certo senso la Repubblica di Venezia con l'impero d'Austria. Poi nel corso dei secoli è arrivato Napoleone, ha fatto un po' di danni, come si dice, ed è arrivata l'Austria che ha preso in mano un po' tutto, da una parte nel Friuli cosiddetto regnicolo, quello che è venuto chiamato, che è venuto definito all'arrivo dei Savoia nel 1866, poi sono arrivati italians, come si dice. Ma quello che conta è che, sabato prossimo ci sarà un importante open house dalle 10 alle 18 presso il palazzo di residenza di Francesco di Manzano. Insomma, c'è la possibilità di visitare questa splendida dimora, anche se non volete acquistarla, tanto per essere chiari, però è un modo anche per respirare un sapore particolare di una epoca che comunque ha lasciato il segno anche in positivo per quanto riguarda i nostri territori. Dunque, open house, vedete i numeri anche di telefono per contattare coloro che organizzano questo evento. Tra l'altro è un'agenzia immobiliare della zona della provincia di Gorizia insieme ai colleghi dell'altra agenzia di Trieste. Ripeto, c'è questa bella iniziativa, questo open house, sabato prossimo 26 giugno dalle 10 alle 18, così un po' di respiro, come si dice, tastare da vicino quello che era la Mitteleuropa a pochi passi e a chilometro zero, perché anche dalle nostre parti, insomma, se vogliamo, il turismo si può fare, si può ottenere grandi soddisfazioni. Noi saremo presenti, vi diciamo subito, con un servizio e forse un flash con Friuli TV in diretta poco dopo le 10:30. Comunque ripetiamo, sabato prossimo a Giassico, nello splendido borgo di Giassico, in comune di Cormons, open house presso la residenza che fu all'epoca di Francesco di Manzano, dalle 10 alle 18.
E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento più tardi, chiaramente tutte le news e gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. E cosa dobbiamo dirvi? Beh, buon pomeriggio. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.